strade e alla costruzione di nuove arterie è sull'orlo del fallimento, lo denuncia il Partito Democratico, che avverte le strade la cui realizzazione è stata sbandierata non saranno costruite. Dovremo dire addio a nuove strade, sarà per forza così. Veneto Strade è sull'orlo del fallimento, ha un fido di 90 milioni di euro, dei quali ne ha già consumati 85. Dunque non ci sono più soldi, ce li dovrà mettere la Regione. Adesso interverrà la Regione con altri 10 milioni di euro per permettere il pagamento degli stipendi, arriverà la Regione per altri 15 milioni di euro ulteriori per permettere che le opere già avviate e finanziate non si blocchino, ma questo significa anche che non ci sono più soldi per fare nuove opere. Le tanto sbandierate nuove strade in arrivo, dice Bonfante, la provinciale Grezzana-Verona, il progetto definitivo della statale 12, la strada di Peschiera, quella della Val di Lasi, la Cerea-Sanguinetto, il secondo stralcio della Grezzanella-Villafranca-Povegliano non saranno fatte. Sono tutte balle, non saranno realizzate neanche nei prossimi anni perché non ci sono i soldi e questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Ecco, do la linea allora alla regia e ci vediamo